Il tempo passa per tutti, si sa, ma sembra avere un occhio di riguardo per le tradizioni. In particolare, compagnie inseparabili delle tradizioni religiose o popolari sono quelle culinarie. Un esempio su tutti, non è festa dell'Immacolata Concezione in diverse parti della provincia di Agrigento se dai panifici non esce l'inconfondibile profumo di un particolare tipo di pane preparato dalle abili mani dei fornai locali, i muffuletta. Ad Agrigento, Favara, Naro, Castrofilippo, Palma di Montechiaro e molti altri comuni circostanti vengono preparati annualmente in occasione dell'8 dicembre questi pani impastati con farina e aromatizzati con spezie e semi di anice, il tutto condito con l'olio d'oliva. Una tradizione questa che ci è stata tramandata di generazione in generazione. Una specialità gastronomica locale che, con il suo gusto semplice e buono, ricorda la genuinità della vita che conducevano i nostri padri e nonni. Insomma, un tipo di pane in muffuletta che ci vuole ricordare qualcosa di più di una semplice ricorrenza e che crea, tra l'altro, visto l'esiguo costo, un perfetto connubio tra gola e portafoglio.